dialetto svizzero o tedesco. E dopodiché, parlando con la prof, ho detto: ma perché non lo vuoi fare in Brassevoort? E allora ho spostato un po' gli interessi. Primo della lista c'è sicuramente questo, perché questa è la prima traduzione dei Vangeli del Nuovo Testamento in dialetto piemontese. Il dialetto piemontese del 1834, è stata fatta nelle valli dei Valdesi, quindi nella provincia di Cuneo, pagata da un certo Beckwith, che era un inglese anglicano, che aveva combattuto per informazione, per la storia, ha combattuto contro Napoleone a Waterloo, aveva perso una gamba, quindi era diventato invalido di guerra e riceveva un'ottima pensione già allora, e con i soldi della pensione, trasferitosi nelle valli di Cuneo, nei monti di Cuneo, aveva trovato queste persone credenti in Dio e aveva sponsorizzato questa traduzione in dialetto piemontese, correva l'anno 1834-35. L'autore della traduzione è assolutamente sconosciuto. Sono riuscito a trovarla a suo tempo su un sito americano su cui si può ordinare pagando in dollari e la ricevete in pochi giorni, sia in PDF, quindi ve la potete scaricare, sia anche in formato cartaceo. Ne ho trovato una copia settimana scorsa in formato russo, realizzato come si deve, non cartacea come questa, a Torino, solamente che le poste italiane hanno mandato prima a Milano, poi l'hanno rimandata a Torino, poi l'hanno mandata a Gozzano, poi dopo Gozzano è tornata ancora a Milano e sta ancora aspettando lì, quindi non faccio in tempo a farvelo vedere. È rilegato un po' meglio di questo, ma il testo è identico. La mia prima colonna della Esebla è questo testo qui, cioè mi sono ricopiato il Vangelo di Marco in dialetto piemontese del 1834. Sentiremo poi la lettura e vi stupirete, penso vi stupirete di quanto è simile al Brassevoort.